Buongiorno ragazzi, guardate che percorsino vi tiro fuori oggi. Hop. Sono territorio di Tonetta del Cimone, territorio vicentino e confinante col Trentino, comunque siamo vicini a Folgaria, e oggi farò un percorso veramente croccantino, quindi l'idea è quella di fare sterrati a più non posso, e è un po' una versione elaborata del in fuga dal caldo, parte seconda, diciamo, perché in pianura c'è un caldo micidiale e quindi ho scappato su in montagna e sì, sono partito da Tonesa, quindi già con 1000 metri fatti, diciamo, in auto, e però quest'oggi, diciamo, farò una variazione sul tema, nel senso che comunque andrò anche di là, nell'Alpe Cimbra. Guardate un po' il paesaggio, Monte Spitz, e là in cima non si vede ma c'è Campo Molon. Guardate che passaggetto ragazzi, in galleria, stupendo. Sto arrivando zona Cappelle del Vescovo, in dialetto veneto, la stazione della prima guerra mondiale che aveva una veduta verso la Valposina e verso, diciamo, Arsiero e quant'altro. Posizione strategica per controllare il passaggio nevralgico del passo della Borcola, che era il confine praticamente con il territorio austro-ungarico. Percorso comunque sì, sconnesso da 27,5, 650B, come belle grasse da 50. Guardate dove sbucherà fuori adesso ragazzi. Adesso passato Passacove, guardate qua che panorama, sentiero sulle creste, stupendo, guardate che roba. Oppa, uppa, passo Borcola, là in cima c'è Maiga Bisorte per andare su a Lancia, il Pasubio. Questo qua è la parte posteriore del Pasubio, e sotto abbiamo Teragnolo. Di là non so se si vede, ma c'è la croce del Monte Maggio. Questo qua è il sentiero sulle creste, stupendo, da fare anche in gravel. È leggermente pendente, quindi rapportoni grandi e via. Eccoci, Forte d'Osso delle Somme, Werk Serrada, forte austro-ungarico nella prima guerra mondiale, 15-18. Sì, era uno dei più moderni come forte. Adesso lo vedete in queste condizioni perché nel 1936 fu, tra virgolette, saccheggiato del materiale ferroso, del ferro, e quindi in queste condizioni per questi motivi, ma resistette alla guerra. Ah, guardate qua che pezzettino ragazzi, stupendo, mezzo all'erba, gli abiti sulle creste, stupendo. Ali, ali, ali.
guardate che roba, è bello andare in grave, papà. Non si vede nulla oggi perché c'è questa afa veramente micidiale, però laggiù c'è Brantonico e di là, dopo Brantonico, c'è il lago di Garda. Non si vede molto, ma nelle giornate tipo settembre-ottobre qua è stupendo, perché anche qua nel periodo autunnale, ragazzi, colori autunnali e tutto il foliage, un altro, secondo me, un'altra prospettiva. Ma guardate un po' quel monticello là, che stupendo, quella radura, bellissimo, con dietro il Pasubio. Oh, eccoci in quella fase di Valformica. Davanti a noi abbiamo il Portule, guardate un po', vi faccio vedere, guardate che bellezza, eccolo là. Sì, il percorso croccante questo qua, proprio da 27,5, 650B, tutta la vita. Più grosse sono, meglio è. Vedete che è bello sconnesso, soprattutto la parte prima che ho fatto dal Passo Vezzano, prima asfaltata e poi comunque messa male. Siamo località più o meno per andare a Mandriolo e Larici. Guardate che bellezza, la radura della Valformica. Ragazzi, ho affrontato la salita che da Ghertele porta, diciamo, verso Campolongo, quindi siamo sull'altopiano dei 7 comuni e dovrò andare di là in fondo, cioè praticamente su Monte Spitz, Tonezza del Cimone per capirci. Adesso qua si gira a destra ed è la ciclovia che collega, diciamo, Asiago a Folgheria. Prima un po' asfaltata e poi sterrata. Allora qua c'è un strano cielo velato e fu così che al 120° chilometro, con condizioni meteorologiche avverse, ho deciso di fare questa bella salitina qua, non prevista nel giro, non l'avevo mai fatta, e sono in zona Forte Calle, quindi a Carbonare si devia a sinistra e si va su con una strada sterrata che ti fa evitare la salita del Passo Sommo di Folgheria, che è asfaltata, trafficata e anche bella pendente, quindi. Però ho fatto una modifica al percorso originale e per storia che pioveva, quindi ho detto meglio andare verso l'asfalto, e eccola qua, mortale ragazzi. Al 120° chilometro anche le mie gambe hanno detto
basta, adesso monto su, arriverò sopra là in zona Kerle, quindi asfaltata, e poi giù verso Tonezza. E l'altra strada era molto più carina, sterrata, si arrivava più avanti rispetto al Kerle verso Malgaposte. Eccoci, benvenuti a Tonezza del Cimone, giro completato, 130 km circa. Dopo vedremo un po', vedremo anche le altimetrie. Niente, adesso arriverò praticamente nella parte alta di Tonezza tra Senes. C'è stato anche l'imprevisto della pioggia, però dai, ho portato a casa un bel giro. Vediamo se siamo fortunati, se anche l'altopiano di 7 comuni con l'ossario. C'è un po' di foschia. E abbiamo il Pasubio. È proprio una bella posizione Tonezza. Guardate che bellezza. Non si vede. Dai ragazzi, spero vi sia piaciuto il video, mettete like, traccia disponibile su Komoot, Gravel Affini, e vediamo qua cosa si può fare. Sì, sorpasso, ale, e alla prossima ragazzi, ciao!